Multe, bolli, contributi, IRPEF, è uno tsunami di cartelle esattoriali firmate Equitalia, quello che si sta abbattendo anche sul veneziano. Quasi 15.000 pratiche per una cifra complessiva che sfiora i 200 milioni di euro. Si tratta di soldi dovuti e su questo neppure le 14 associazioni dei consumatori presenti sul territorio hanno nulla da obiettare. Ma le richieste di Equitalia arrivano in un momento estremamente difficile per le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese. Ed il timore è che i parametri di riscossione siano troppo rigidi, perché dal momento della notifica si ha tempo soltanto 60 giorni per pagare senza costi aggiuntivi. È diventata una giungla nella quale uno soffoca sempre nella burocrazia, ma quando poi la burocrazia arriva a toccare il portafoglio, che ormai è vuoto, la questione diventa drammatica. C'è il rischio che un debito di 100 euro diventi in poco tempo un debito di 1.000 euro. Le associazioni dei consumatori invitano a controllare subito se si è in presenza di una richiesta di denaro legittima e, nel dubbio, consigliano di rivolgersi ai loro sportelli, anche perché in alcuni casi potrebbe essere intervenuta la prescrizione. Ad esempio, nulla si deve ad Equitalia se una multa mai pagata risale a 5 anni fa.